Secondo una stima di Terra Nostra, Campagna Amica, l'associazione agrituristica della Coldiretti, nella nostra penisola più di 500.000 di persone tra italiani e stranieri trascorreranno il Ferragosto in agriturismo, tra pranzi, cene e pernottamenti per una giornata all'insegna della buona tavola e della natura. E anche il Veneto, regione famosa per il suo settore agroalimentare e turistico, sarà in prima fila con gli oltre 1.500 agriturismi in grado di offrire una vasta gamma di esperienze uniche. Dato anche il caldo eccessivo della pianura, sicuramente si va a cercare un po' di refrigerio. Ma agriturismo non è solo ristorazione, che in questo periodo, in questi anni, ha sicuramente alzato il livello della sua qualità, ma anche attività diverse come degustazioni in cantina, aperitivi sotto le stelle nei vigneti, corsi di cucina, trekking. Tutto questo è la nuova vacanza di territorio. La Campagna si conferma una delle mete preferite per il Ferragosto subito dopo il mare, grazie alla qualità della cucina tradizionale e alle esperienze enogastronomiche offerte dagli agriturismi. E di Campagna Amica Terra Nostra Coldiretti come presidio del territorio, ma anche per preservare la biodiversità. Buon Ferragosto a tutti!